relazione complicata. Come andrà avanti? Vediamo. In questa relazione è davvero complicata, perché uomo vedo molto autoritario, tu sempre che cerchi compromessi, a volte proprio non hai forza e possibilità più, diciamo, cercare compromessi con questo uomo, e i tuoi sentimenti, diciamo, non sono come prima, cuore ferito, vedo tutto questo, diciamo, non è tanto positivo. Ma come andrà avanti, se c'è futuro? Io direi che c'è futuro, perché carta sotto mi dice di sì. Come andrà avanti? Qui io direi che saranno i cambiamenti, e questi cambiamenti porterai tu, come, diciamo, sei persona più, forse anche materiale, che una persona che le sue decisioni prende a base non solo emozioni e sentimenti, ma pensa anche per futuro economico, materiale. Tu deciderai cambiare qualcosa. Vediamo che sì, devi uscire fuori dalle tue paure, devi uscire fuori dalle tue paure, prendere decisioni che non solo lui che decide, ma dovete stare insieme per prendere qualche decisione. Qui c'è collaborazione tra due persone che vogliono continuare relazione. Sì, e vedo che anche tu arrivi, cioè, tu sei uscito fuori come imperatrice, lui come imperatore, vuol dire che tra di voi davvero può esserci un futuro, che se avete passato, credo, crisi, non solo uno, perché con carta della luna qui diciamo qualcosa di ripetitivo, che relazioni durano nel tempo e a volte tutto va perfetto, diciamo bene, a volte proprio sembra non ci sono più sentimenti, non c'è speranza, ma c'è video uscita, sì, c'è il futuro tra di voi, sì, sì, voi siete molto compatibili da una parte diversa, ma dall'altra parte voi siete molto compatibili come re di denari e regina di denari. Basta superare questa crisi, credo che ennesima crisi, sì, sarà superato con asse di spade. Sarà qualche decisione per andare avanti, di sicuro, sì. Cambiamenti, diciamo, sì, trovate compromessi tra di voi e andate avanti, carte positive.